Buongiorno da Leandro Maggi, la notizia che ha sconvolto veramente tutto il mondo in questo momento è l'attentato terroristico a Mosca. Ho il piacere di avere un amico importante, un amico che conosce benissimo la situazione moscovita e la situazione della Russia in particolare, che si chiama Ciro Di Mari, che è un traduttore presso il Consolato Generale d'Italia a Mosca, e abbiamo voluto chiedergli qualcosa in particolare. Buongiorno Ciro, com'è lo stato d'animo in Russia dopo l'attentato? C'è preoccupazione? Il governo sta reagendo? E qua per esempio in Italia, nell'Occidente, tutti pensano all'attacco dell'ISIS e volevo magari sapere se a Mosca in particolare avete lo stesso sentore e la stessa paura. E come i media hanno dato una notizia nello stato russo, appunto. Incredulità, angoscia, terrore, tristezza. Questo è il sentimento con cui noi tutti oggi ci siamo svegliati, sia a Mosca sia in tutte le regioni della Russia, con le lacrime agli occhi per quanto è successo. Improvvisamente è come se fossimo ripiombati nell'atmosfera e nella storia di fine anni 90 e inizi del nuovo millennio, con gli attentati della Dubrovka al Musical Nord-Ost, con gli attentati alla metropolitana, con l'eccidio di Beslan, tutti atti terroristici che sono costati la vita a centinaia di persone. Ecco, la mole delle vittime fa ricordare proprio quegli eccidi, quell'atmosfera, quei tempi che si sperava non sarebbero più tornati, ed eccoci qui. Chi è stato non si sa, si hanno dei sospetti. È stato arrestato uno dei terroristi che ha confessato di aver compiuto l'atto terroristico per 5.000 euro, 500.000 rubli, corrispondenti a circa 5.000 euro. Naturalmente alle domande chi l'abbia pagato non ha risposto, anche perché molto probabilmente non lo sa. In Occidente dicono che sia un atto terroristico compiuto dall'ISIS e effettivamente, vista la provenienza dei terroristi dal Tagikistan, una degli stati islamici appartenenti all'ex Unione Sovietica, potrebbe far pensare a questo. Il problema è che i terroristi sono stati fermati nella regione di Bryansk, a 50 km dal confine con l'Ucraina, e diciamo che se fossero diretti verso la salvezza islamica possiamo sostenere che hanno sbagliato strada. Certo, i sospetti che sia implicata l'Ucraina e tutto l'Occidente collettivo, se non a livello governativo, a livello di servizi segreti corrotti e deviati, con il consenso silenzioso naturalmente dei governanti, questo è quello che tutti qui pensano. Putin ha promesso giustizia, ma non giustizia sommaria. Il problema è che questo attentato, oltre ai danni materiali, morali nella popolazione, porterà un ritorno al clima di razzismo verso gli immigrati delle ex repubbliche sovietiche che lavorano a milioni a Mosca e in tutte le regioni dell'ex Unione Sovietica. Non so altro cosa dire, ripeto, tristezza, incredulità, lacrime agli occhi. Mosca è una città fantasma oggi. Tutte le scuole, vabbè è sabato, ma tutte le scuole saranno chiuse nei prossimi giorni, i teatri saranno chiusi. Amici di Mosca mi dicono che i ristoranti sono vuoti e nessuno esce di casa.
sono scomparsi completamente dalla circolazione gli immigrati degli stati dell'ex Unione Sovietica. Milioni e milioni di onesti lavoratori che pagheranno le conseguenze di questo nefando atto terroristico compiuto da loro connazionali. Ancora una volta l'Occidente continua a diffondere un sacco di notizie false che fanno la pari con quelle sulla guerra in Ucraina. Certo, fa comodo pensare che sia l'ISIS, ma perché mai l'ISIS è proprio in questo momento? Non lo so, ripeto, avremmo voluto che al risveglio questa mattina tutto fosse stato un incubo, ma purtroppo è la dura realtà. Io che vivo nella regione di Rostov, a 50 km dal confine con l'Ucraina, confesso di avere un senso di paura, perché sono previsti attentati anche qui. La settimana scorsa sono caduti sul territorio di Taganrog, dove io vivo, 41 droni, di cui solo 20 sono stati intercettati e 20 hanno colpito l'officina, l'industria aerea Aviozavod di Birjaevo. Bene, cari ascoltatori, vi lascio e ripeto, che Dio salvi la Russia.